In Consiglio regionale il tema della violenza è molto trattato, soprattutto in questo periodo. Abbiamo istituito anche l'osservatorio contro la violenza alle donne di recente, e abbiamo istituito una borsa di studio a favore di Giulia Cecchettin e oggi stiamo qui a parlare nuovamente di bullismo e dell'iniziativa di un ragazzo che vuole in qualche modo dare la sua mettere in campo le sue abilità per parlare di bullismo e per dire no, basta la violenza, basta il bullismo. È importante anche coinvolgere famiglie e istituzioni. Certo, in primis le istituzioni direi, visto che il fenomeno sta dilagando, e poi le famiglie devono essere consapevoli di quello che c'è al di fuori delle mura familiari. Il nostro impegno si declina, diciamo, in forma binaria, nel senso che attiviamo tutte quelle che sono le azioni di prevenzione, quindi sensibilizzazione e informazione a tutta la comunità educante, in più tutte le azioni di formazione a partire dalla scuola primaria, dalla scuola dell'infanzia fino alle secondarie di secondo grado, non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti e ai genitori. In più, con l'istituzione del centro europeo a Padova offriamo e forniamo tutto quello che è il servizio di assistenza psicologica, legale, supporto informatico, criminologico qualora necessario attraverso il nostro comitato tecnico scientifico. Marco Matteazzi è il nostro ambassador, quindi in qualità di volto della fondazione ha deciso di devolvere quello che è il contributo che deriverà, le donazioni che deriveranno da questa sua sfida alla fondazione, quindi per le vittime di bullismo e per le azioni di prevenzione. Io mi occupo principalmente della tutela dei soggetti bullizzati che vogliono denunciare le molestie e comunque quanto hanno subito, e il secondo aspetto, forse quello più importante, è quello di dare uno sviluppo alla nuova normativa che è stata introdotta a giugno del 2024, la quale si è ammesso, come si dice, ferro in acqua, nel senso che ha posto le basi di una tutela nei confronti del bullismo, ma ha bisogno di uno sviluppo soprattutto dal punto di vista sia normativo che attuativo, ovvero sia bisognerà dare delle linee guida anche ai soggetti coinvolti, a parte gli avvocati e i giudici, ma anche a tutti quei soggetti che saranno coinvolti appunto come le scuole, come le associazioni, come i comitati, che dovranno tutelare sia i soggetti bullizzati ma anche i bulli. Questo perché? Perché questa nuova normativa non è una normativa coercitiva, ma è una normativa che tende a far sì che il bullo venga reinserito all'interno della società, però questo reinserimento dovrà essere fatto tramite delle strutture e queste strutture avranno bisogno delle linee guida. Noi ci occuperemo di questo. Abbiamo verificato che il fenomeno del cyberbullismo e del bullismo in Veneto colpisce circa uno studente su tre, sono numeri elevatissimi. Su 587.000 studenti dell'anno scolastico 22-23, circa 217.000 studenti sono stati interessati a fenomeni di cyberbullismo e bullismo, quindi ripeto, uno studente su tre, dati che ci restituiscono una condizione allarmante. Abbiamo anche verificato che queste problematiche spesso denotano una provenienza non solo dai ragazzi ma anche da genitori e docenti. Cosa voglio dire? Che spesso sono i genitori che non danno il buon insegnamento ai ragazzi. Abbiamo per esempio verificato, da dati sempre estratti dal Corecom Veneto nella nostra regione, che il 26% dei bambini dagli 0 ai 2 anni vengono lasciati soli a navigare o a giocare o a vedere cartoni con un tablet, con uno smartphone. Questo è un dato che ci ha sconvolto perché, mi ripeto, ci restituisce questa conclusione, che forse dovremmo educare più i genitori che i ragazzi.